Guardia medica di Schio a rischio sospensione temporanea a causa carenza di medici. Il timore che hanno avanzato alcuni sindaci è che si tratti di una chiusura definitiva, il che sarebbe gravissimo per il territorio del distretto 2 dell'ULSS 7 Pedemontana. È l'assessora alla sanità della regione Veneto, Manuela Lanzarin, che assicura che la guardia medica dell'area scledense non sarà mai interrotta. Noi stiamo cercando di mettere in atto tutte le azioni regionali e nazionali, portando anche la questione ai tavoli nazionali, tipo fare aumentare il massimale dei specializzandi in formazione che oggi si fermano ai 500 assistiti, arrivando fino a un massimo di 600, ma effettivamente se si potesse aumentare quel massimale sarebbe già una risposta molto importante. Io so che l'azienda sanitaria LUSL Pedemontana sta mettendo in atto tutte le azioni possibili con l'intenzione, l'intento, la volontà effettivamente di non chiudere nessun tipo di servizio, tantomeno un servizio così importante. Soprattutto se si considera che si tratta del territorio più popoloso dell'Alto Vicentino. Il rischio, se venisse sospesa a Schio la guardia medica, è che verrebbe preso d'assalto il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. Abbiamo tutta la volontà e l'intenzione di evitare questo, anche perché poi sappiamo insomma ci sarebbero accessi inappropriati, file troppo lunghe, liste d'attesa, poi ricordiamo che siamo ancora in periodo Covid, quindi ci sono anche le emergenze legate al Covid, insomma la situazione è una situazione complicata, difficile, monitorata, attenzionata. E io quello che mi sento di dire è che non verrà chiuso assolutamente nessun servizio, ci saranno rimodulazioni e si sta facendo tutto il possibile proprio per evitare qualsiasi tipo di disservizio ai cittadini.